Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che giorno è? Ve lo diciamo subito. Oggi è il 4° giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Portodos è un giovedì, Zoibe, 23 gennaio, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Questa è Radio Libertà, una radio molto ecumenica, al punto che abbiamo dato spazio anche, come dire, alla contrapposizione, perché avete sentito che canzone è andata in onda prima? Gloria di Umberto Tozzi, che qualche giovanotti passante ha definito pari alla locomotiva di Guccini. A chi vi parla? Non ho mai amato Guccini, ma sono, cioè, voglio dire, il valore lo riconosci sempre, anzi, anche in uno che non... e quindi stiamo parlando comunque, devo dire, Guccini, il valore di Guccini è soprattutto come nella parola, infatti è diventato scrittore, la musica gli è andata dietro, però paragonare la locomotiva a Gloria, con tutto il ben che volemo, Umberto Tossi, ti amo, eccetera, per carità. Ma questa radio, nonostante le posizioni non siano proprio giovanottiane, ha dato spazio anche all'opposizione artistica. Allora, tra l'altro poi c'è un bellissimo articolo che spiegava che in realtà Guccini, un articolo mi sembra sulla Stampa, ma un tipo, o sul Foglio, non ho preso nota dell'autore, spiegava come in realtà, proprio nel dettaglio, musicalmente Guccini non valesse Tozzi, perché la musicalità che Tozzi ha messo nelle sue composizioni, soprattutto in Gloria, che poi l'ha fatto in Gloria, è andato a finire in Gloria, che poi l'ha portato ad avere un successo internazionale, ne fa comunque un brano di rilievo. Quindi rassegniamoci. Potete essere manichei finché si vuole, il bianco e il nero non stanno mai dalla stessa parte, il bene e il male, eccetera, eccetera, eccetera. Al massimo qui a casa mia abita il nichilismo, ma quella è un'altra cosa. Allora, un inizio un po' strano. Per Radio Libertà, che giorno è? Donna Sveva e Simon Mago, un personaggio esoterico molto affascinante, che presiedono ottimamente la regia tecnica sulla tolda di comando, e il sottoscritto Cicce Barbù, tutti e tre siamo sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare. L'abbraccio come sempre, questi sono i convenevoli formulaici, quindi l'abbraccio come sempre forte alla signora Carmela, Clotilde e Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. La mia fisioterapista mi dice: non devi stare piegato così, per quello poi ho le vertebre, bisogna stare così, ecco, correggetemi, perché è anche questione di salute. Allora, e poi non so se è bello perché siccome noi andiamo in televisione, come ben ha detto 252 digitale televisivo terrestre, chi sembra una Radio Libertà che ha un po' oltre 100 anni, vedere Cicce Barbò in questa posizione, non so se fosse meglio composto, no? È che noi nasciamo come radio e quindi dovete capire, a una certa età si fatica a cambiare abitudini. E allora dicevo che oltre naturalmente al digitale televisivo terrestre 252, abbiamo la Radio DAB, abbiamo il sito radiolibertà.net, abbiamo il profilo Facebook
dove il sottoscritto pubblica sempre, a beneficio delle donne e degli uomini di buona volontà, la sinossi delle sue interviste, quelle che poi ascolteremo nella seconda parte, che è quella di portante in un certo senso. Che giorno è? No, scusate, oltre la pagina. Che giorno è un contenitore che è nel quale è previsto anche l'intervento di voi ascoltatori. Quindi apriamo le linee 02 92 94 7222, mentre il servizio di WhatsApp è 340 670 9659. Dimenticavo le altre piattaforme dalle quali potervi abbeverare a Radio Libertà. Twitch, che è il social di ultima generazione, secondo me è davvero fantastica l'applicazione, perché veramente chi vuole seguirci, poi entrate, vi scaricate i podcast, quello che volete fate col cellulare. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremmo riconoscenti. Radiolibertà.net, il sito, mi sembra di averlo già detto, ma ripetita Juvent, e c'è anche YouTube a corrente alternata. Andiamo avanti, sempre con i convenevoli formulaici, per rivelarvi che la temperatura interna decisa dalla commissione apposita di Radio Libertà è arrivata a 24,5 gradi centigradi, ovviamente sopra lo zero, mentre esternamente abbiamo 8,7 gradi, 88% l'umidità, 1012,9 millibar la pressione. E allora, dopo i convenevoli formulaici, vi ricordo anche che giorno è, prevede anche genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. Musica per voi oggi vi offre un brano storico dei Cheap Trick, le patatine truccate, e poi abbiamo non posso fare a meno di mettere, l'ho anche indicato credo nella scaletta, il monologo celeberrimo Ho visto cose di Rutger Hauer, Roy Batty in Blade Runner, e il suo genetriaco oggi, scomparso 5 anni fa. E poi avremo anche una chicca, perché ho scoperto che la da me amatissima Jeanne Moreau, parigina, Jeanne Moreau, se non sbaglio parigina, era anche cantante, e che cantante, e quindi in musica per voi vi offriamo anche qualche bella canzone cantata da Jeanne Moreau. E poi Bobby Tucker, che era un compositore che ha collaborato molto anche con Billie Holiday, quindi siamo dalle parti del jazz più nobile, più bello. E la scaletta la sinossi delle interviste oltre la pagina. Parliamo di Elon Musk, perché ve l'avevo anticipato. Riprendiamo con Corrado Cone l'articolo che è pubblicato su Libero, perché esiste un libro firmato da Mark Tegmark, professore di fisica al MIT. Il titolo del libro è Vita 3.0, Vita 3.0, edizione Cortina. Parla di un dialogo, di una grande discussione tra Elon Musk e Larry Page, il cofondatore di Google e patrone della DeepMind. Elon Musk, mentre questo Larry Page sosteneva praticamente la tecnocrazia, sosteneva principi tecnocratici, Elon Musk si preoccupava invece dell'individuo, della persona. Quindi un Elon Musk anche differente da come lui stesso si posa e si pone di fronte all'opinione pubblica. Quindi un Elon Musk, noi non vogliamo, voi, noi qui la radio, voi fate quello che volete. Io di arrivare a conclusioni non ne ho intenzione, non ho fretta, non ho voglia. Tanto la conclusione è una sola e la conosciamo tutti, per tutti, nessuno escluso. Quindi la triste mietitrice, questa è una citazione dei Monty Python, è una
sottile citazione cinematografica. E dicevo, non vogliamo arrivare alle conclusioni che Elon Musk è un santo e non è il demonio che invece tutti indicano, però vogliamo portare un contributo all'informazione su Elon Musk che altri non portano. Io ve l'ho detto, non posso fare a meno di fremere, di sdegno, no, di disgusto, che è sdegno, non me ne frega niente del disgusto vedendo quello che hanno imbastito sulla questione del saluto romano, ridicolo. Poi, e questo sarà il tema della prima intervista con Corrado Ocone. Con Alessandro Gigliovigna torniamo sempre sulla risoluzione approvata l'altro ieri al Senato per proseguire negli aiuti all'Ucraina, nel sostegno all'Ucraina. Alessandro Gigliovigna sottolinea nel suo intervento, ha intervenuto anche, no, come rappresentante della Lega al Parlamento, perché l'altro ieri a Palazzo Madama al Senato, ieri invece a Montecitorio, e ha voluto ricordare Alessandro Gigliovigna l'attività si chiama il terzo settore, il volontariato. Non se ne parla, non ne parla nessuno. È la prima volta che ne ho sentito parlare, sicuramente mi è sfuggito, ne avranno parlato altri, però un leghista ha reso noto quello che stanno facendo i volontari a sostegno dell'Ucraina. Quindi stanno aiutando moltissimo i civili e stanno cercando di mitigare le conseguenze di il comitato per aiutare l'Ucraina. E infine era saltato la settimana scorsa, no, 2 settimane fa, l'intervento di Carlo Sama e Pier Giorgio Grizzo. Sono coautori di Lino Zanussi, La grande biografia, collana ritratti, Biblioteca dell'immagine, editore, 18 euro, 244 pagine. No, scusate, Cavalcando la tigre. No, questo è La grande biografia. Cavalcando la tigre è il docufilm, che quello è uscito un anno fa. E loro ricostruiscono le vicende di Lino Zanussi, un industriale che nella destra tagliamento, la provincia di Pordenone, riuscì a costruire un gruppo di specializzato, il gruppo Rex Zanussi, specializzato in elettrodomestici, capace di diventare addirittura il secondo gruppo dopo la Philips. Naturalmente, se Rex Zanussi e Philips vogliono fare pubblicità, noi siamo ampiamente disposti e disponibili. Comunque il secondo gruppo in Europa. Ripeto, vengo da quelle lande, so cos'erano a partire dagli anni 60, e quello che ha fatto Lino Zanussi è fuori dal comune. C'è da chiedersi come abbia fatto. Quando pensi adesso lo dico in tono semiserio, però quando pensi a personaggi come Lino Zanussi, e dopo ci sono quelli che credono che siano degli extraterrestri, dici sicuramente gli extraterrestri non esistono, io non lo so, di la verità, però Lino Zanussi è davvero un extraterrestre, per la sua visione complessiva, per il fatto di aver completamente trasformato, cioè Pordenone era succuba di Udine, faceva parte della provincia di Udine. I pordenonesi erano meneghei e anche divisi, perché metà della provincia pordenonese è veneta, metà è friulana, e quindi non è né una cosa né un'altra. E lui invece l'ha fatta diventare provincia. Infatti nel 1968 c'è il referendum proprio per la crescita esponenziale. Credo negli anni 30 fossero 15.000 o 30.000 abitanti, forse gli anni 15.000 abitanti, anni 30-30.000. Lui negli anni 60 porta Pordenone ad avere 50.000 abitanti, ha un progetto per 100.000 abitanti, cioè per farlo diventare un centro molto molto importante. E quindi poi 1968, in una vicenda che resterà molto misteriosa, perché in Spagna, San Sebastian, aereo nuovo, pilota super esperto, incidente. Ci sono analogie con Mattei, un altro personaggio di superlativo, e come vi dicevo, come mi è capitato, mio padre, che è stato operaio alla Zanussi per anni, mi raccontava che dopo la morte gli operai, insomma,
la voce era che l'avessero tirato giù, insomma, che non fosse un incidente. Ecco. No, questo non so che stiamo parlando di una figura fuori dal comune, e forse penso che Pordenone gli dovrebbe tributare un po' di più, e per fortuna che Pier Giorgio Grizzo e Carlo Sam stanno portando avanti questo lavoro che sta avendo dei riconoscimenti importanti, perché secondo me Pordenone è stata un po' ingenerosa con chi le ha permesso di diventare provincia, con chi l'ha fatta diventare capoluogo. E io credo che comunque sia una storia interessantissima per tutti, perché stiamo parlando, pensate che lui aveva alla fine degli anni 50 costituito un laboratorio per la ricerca, era composto tutto da giovani laureati, nessuno friulano, uno solo friulano, chissà come mai. Come ragionava, il design, cioè avevano cominciato il papà di Lino, Vittorio, con le stufe, poi non viene dal niente Lino Zanussi, quindi non è un extraterrestre, poi si sposta sul frigorifero, poi anche la TV, eccetera. Il design dei suoi elettrodomestici è riconoscibile in mezzo a mille, è unico, senza quello che è straordinario, un design semplicissimo, spartano, ma assolutamente unico. Vabbè, basta fare pubblicità. Poi volevo solo appunto sottolineare, in anni di dopoguerra molto pesanti, molto difficili, in un territorio depresso come era la provincia di Pordenone, in mezzo alla provincia di Udine e alla provincia di Treviso, che stavano ancora peggio, quindi davvero in una situazione assolutamente insostenibile, c'è stata questa capacità di costituire questa grande impresa. Allora, cominciamo con i primi genetriaci. Oggi è il genetriaco di Marie-Henri Beyle. E chi è? Stendhal, il nome d'arte che questo scrittore molto importante assunse in onore di Joachim Winckelmann, che era nato proprio nella città di Stendhal. E quindi siamo a cavallo tra il XIX e il XVIII secolo. Alcune sue frasi sono molto, a parte Il rosso e il nero è il suo romanzo per eccellenza, alcune frasi: Dio ha una sola scusa, quella di non esistere. E poi ogni religione si fonda sulla paura di molti e sull'astuzia di pochi. Era appassionato, amante dell'Italia, come Winckelmann, d'altronde, e anche c'era la famosa sindrome di Stendhal, cioè quello stato quasi di incoscienza che prende alcuni davanti ai grandi capolavori d'arte. Io credevo che non esistesse, che la sindrome di Stendhal fosse una tesi un po' stiracchiata, un po'. Poi a San Luigi dei Francesi a Roma sono entrato nella chiesa di San Luigi dei Francesi e ho visto la conversione di Matteo di Caravaggio, e ancora un po' chiamavano i vigili per portarmi via, non ce la facevo più a muovermi, ero lì completamente paralizzato, non riuscivo a spostare lo sguardo, ero con uno stato di alterazione psicofisica grazie a Caravaggio, e quindi ci sono andato vicino probabilmente. Poi proseguiamo con le eccellenze e restiamo in Francia con un Édouard Manet, il celeberrimo autore anche di Déjeuner sur l'herbe, questa rottura, questa ragazza nuda in mezzo a un picnic che si carica di significati i più diversi. In una figura cercate la grande ombra e la grande luce, il resto verrà da sé. Bravo Manet,
tu puoi permetterti di queste frasi, le persone comuni non lo so. E poi Bobby Tucker, ve l'ho già detto, musicista che lavorò anche per Billie Holiday. Infine alle 13 chiudiamo la prima parte di Genetriaci ricordando il Rosso Volante. Chi era il Rosso Volante? Era Eugenio Monti, che vinse 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi olimpici. Non so se fosse Boba 2, Boba 4, sono quei pazzi che si buttano in questi canali, in questi corridoi di ghiaccio. Facciamo il primo intervallo. Cosa mettiamo? Mettiamo i chip trick? O avete pronto qualcos'altro? Quello che avete pronto voi. Diciamo, bravissimo. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ve lo ricordate? Quello che quando si incavolava diventava verde. Bill Bixby, che fu l'interprete della serie televisiva che ebbe un grande successo, L'Incredibile Hulk. Questa naturalmente è sempre Radio Libertà. Questo è Che giorno è? Sono i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. L'Incredibile Hulk, che è un personaggio, uno dei più celebri, creati dalla Marvel, da Stan Lee. Marvel, che poi è stata venduta recentemente, credo, alla Disney, che ha creato tutta quella saga di supereroi che sta reggendo il cinema blockbuster da 20 anni a questa parte, direi, grosso modo. Perché tutti i personaggi da Capitan America, l'Uomo Ragno, Thor, il mitico Thor, poi c'erano stati degli assaggi negli anni '80, Conan il Cimmero, Conan il Barbaro con Schwarzenegger, era sempre un personaggio della Marvel. Lo stesso, c'erano stati dei film che avevano avuto un certo successo, ma erano film modesti sull'Uomo Ragno. Poi con la computer grafica si è potuto veramente fare, mettere in opera degli effetti speciali che hanno permesso di creare io l'ho visto, il Dottor Strange, il Dottor Strange era Noi Vendicatori, quell'altro gruppo sempre di supereroi. L'Incredibile Hulk, la serie televisiva da cui fu tratta, quella credo nacque negli anni 70 in America, negli Stati Uniti, arrivò in Italia negli anni 80 ed ebbe un buon successo, per come me lo ricordo io. Non era neanche male, poi era bellissimo questo, il momento, e chiaramente la trasformazione è un momento terribilmente che ci affascina. Quindi infatti gli eroi che poi popolano le leggende sono i vampiri, si trasformano, i licantropi si trasformano, quindi la trasformazione, che non è solo metafora erotica, la trasformazione che poi ti porta alla trasformazione del corpo in spirito. Quindi c'è un mito ancestrale, potrei dire un archetipo, per dirla con Jung. Poi abbiamo uno dei abbiamo parlato del pordenonese Lino Zanussi, di cui parleremo dopo le 14.35, e adesso un altro friulano di grande valore, è stato anche ministro, Giorgio Santuzza, è stato, che credo adesso sia presidente dell'ente Friulani nel Mondo. So da fonti certe trattarsi di una persona veramente di grande valore, e quindi oggi compie 88 anni, 89 anche, quindi una bella età, e auguri veramente a lui. Poi, ve l'ho già detto, Rutger Hauer, che tutti conosciamo, anche lì un piccolo sfogo personale, e daglielo quell'Oscar. Quando il discorso ho visto cose che voi umani, nessuno potrebbe al cinema interpretare un ruolo del genere se non Rutger Hauer. Peraltro, secondo il mio modesto parere di appassionato di cinema, Rutger Hauer offre un'interpretazione sublime, magnifica nella leggenda del Santo Bevitore. L'ho già detto, mi sembra, si era
si era offerto Robert De Niro a Ermanno Olmi, il regista della Leggenda del Santo Bevitore, solo che Ermanno Olmi non lo riteneva. Cioè, pensate comunque Robert De Niro che si offre per un film italiano, e poi aveva in testa Rutger Hauer, si sono trovati su quel punto. Rutger Hauer credo vivesse in una roulotte, stava girando l'Europa, e poi è nato un film che non sto insomma a commentare perché non ha bisogno. Se vi capita guardatelo. E poi Marco Della Noce, Oriano Ferrari, personaggio di Zelig, lo ricordate, ha avuto probabilmente più popolarità quando venne intervistato, perché non molti anni fa, perché era ridotto a vivere in auto dopo il divorzio, aveva perso tutti i suoi averi, poi ha avuto qualche problema, non so, qualche altro problema di natura finanziaria. Ci fu questa intervista e improvvisamente rinacque a nuova vita. Ho letto che è tornato a fare serate, insomma è tornato in pista, visto che faceva Oriano Ferrari, era il meccanico della Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo, e se lo chiami così non ti caga. E Robin Zander, chi è Robin Zander? Era il cantante e chitarrista, è ancora, anzi sono ancora attivi, fanno ancora concerti, non so, anche dischi forse. C'è stato un momento di forte popolarità nei primissimi anni '80 dei Cheap Trick. E infine Rosina Ciampa, che poi divenne famosa con il nome d'arte di Joe Ciampa, scritto col CH però. Rosina Ciampa, di origini calabresi ma statunitense, attrice e modella. Allora, direi che prima di passare ai rilevamenti demoscopici, sondaggetti, possiamo introdurre un altro intervallo musicale e lascio la scelta a Lorenzo il Magnifico. Yola!
Allora, andiamo con... salutiamo Donna Sveva, grazie e a domani. E proseguiamo con i rilevamenti demoscopici, vale a dire i sondaggetti. Allora, questo è un Istat, un dato Istat, stima preliminare dei conti economici nell'agricoltura. Nel 2024 torna a crescere l'agricoltura, Italia prima nell'Unione Europea a 27 per valore aggiunto. Nel 2024 aumenta la produzione e il valore aggiunto dell'agricoltura in volume rispettivamente più 1,4 e più 3,5%. I volumi prodotti aumentano soprattutto nelle coltivazioni più 1,5 e nel comparto zootecnico più 0,6. In calo invece l'attività dei servizi agricoli. Prosegue il trend positivo delle attività secondarie, più 5,2. Annata favorevole per frutta, più 5,4, ortaggi freschi, più 3,8 e vino, più 3,5. Inflessione cereali, meno 7,1, olio d'oliva, meno 5% e foraggi, meno 2,5%. In aumento i prezzi dei prodotti delle coltivazioni, più 2,9, mentre sono calati quelli del comparto zootecnico, meno 2,2. Significativa anche la diminuzione dei prezzi dei beni e servizi impiegati nel settore, meno 4,5. Il calo dell'input di lavoro impiegato nel settore agricolo, meno 2,6%, risultato più significativo rispetto alla media, più 0,9 degli altri paesi, sempre a 27, Unione Europea. Nella Unione Europea 27 lieve aumento del volume della produzione, più 0,5, del valore aggiunto, più 0,2. L'Italia è il paese con il più alto valore aggiunto agricolo. Io credo che per un leghista sia una notizia doppiamente positiva, intanto perché è un più, quindi, ma lo è perché prendendo un detto cinese, siamo ciò che mangiamo, che in realtà è un detto di profonda saggezza, avere il controllo, che non è più così, ma comunque perderne di meno, avere un po' più il controllo sulle cose, su ciò che mangiamo, significa proprio, ha anche un significato identitario, ha un significato che va oltre il dato economico. Questo, togliamo la condivisione, e questo mi sembra sia davvero molto positivo. E poi abbiamo un sondaggetto. Questo è un sondaggetto che riguarda la città di Genova, che dato che Bucci è diventato presidente della regione Liguria, andrà a elezioni anticipate, anche se credo che la scadenza fosse sempre comunque nel 2020, non vorrei sbagliare, ma credo fosse nel 2025. Allora, questo è un sondaggio Tecne, committente PTV, programmazioni televisive SPA. Allora, andiamo a vedere. Secondo lei è più importante la coalizione o il nome del candidato? Più importante la coalizione, lo pensa l'8%, più importante il nome del candidato 17%, sono importanti entrambi 55%. Sono curioso di vedere se la sinistra candiderà Orlando, che ha perso le elezioni liguri contro Bucci, si parlava di una sua candidatura. Vediamo se la accetta. Non sa invece o non risponde il 20%. Lei ritiene che il nome del candidato sindaco modifichi il suo voto tra centrodestra e centrosinistra? No, io voterò comunque centrosinistra, lo dice il 19%. No, io voto comunque centrodestra, il 16%. Sì, voterei un candidato migliore di centrodestra anche se voto centrosinistra, l'8%, mentre voterei un candidato migliore di centrosinistra anche se voto centrodestra, il 3%. Ed è una risposta, ed è un quesito che ha comunque spiazzato
la maggior parte degli intervistati, il 54% non sa o preferisce non rispondere. Chiudiamo la condivisione e andiamo a leggere un po' invece di ultime notizie. Allora, qui mi arriva anche vi ricordo sempre il servizio telefonico 0292 94 7222 e anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Allora, questo non so il nome, questo ascoltatore, ascoltatrice mi ha mandato un messaggio su... Allora, intanto ho un avatar che a me piace sempre. Io non ho mai fatto in tempo, non ho avuto modo, la prossima vita devo farlo, a fare un po' di motocross. Non sono riuscito, sono andato un po' in moto, ma il motocross no, che per me, insomma, guarda che bella. Perché c'è l'avatar, c'è proprio un centauro su una moto da cross. Allora, il Dalla Noce è una persona squisita, adesso deve fare satira su Hamilton per quest'anno. Poi ho visto ieri sera un film in Rai sulla vita di Craxi esiliato in Tunisia, molto bello. Volevo poi sapere, il magistrato Di Pietro, che era entrato in politica in combinazione con la vicenda Mani Pulite, creò un partito ormai sparito. Come mai, mi chiedo? Italia dei Valori, che venne demolito perché l'Antocri era un'associazione fondata da immobiliare, non era un'associazione, era una società immobiliare che usava i fondi pubblici no, perché qui i 49 milioni che mi fanno incazzare ogni volta, incammare ogni volta, perché non sono, quando si vuole far male, si usa la malafede. La storia dei 49 milioni, ci sono giornalisti che non sono certo simpatizzanti, che magari scrivono anche le peggio cose sulla Lega, che più volte però hanno spiegato che è una vergogna che si utilizzi la vicenda dei 49 milioni, perché i 49 milioni non sono stati rubati. Infatti erano rimborsi, erano finanziamento pubblico, che preso in base ai voti. No? Infatti il PD ne aveva avuti 120, la Margherita anni prima ne aveva avuti 50, il tesoriere fu condannato per 35 milioni perché c'erano state delle irregolarità nella rendicontazione, ma i 49 milioni sono stati regolarmente spesi perché la Lega era piena di sedi, per fortuna, è uno dei valori aggiunti, ha diverse sedi sul territorio, fa molta azione politica sul territorio. E quindi non sono stati rubati, ci sono stati degli sbagli e poi insomma le cose sono andate così. Poi a rigor di logica, se la Lega avesse veramente rubato quei soldi, hanno cercato dappertutto, ne hanno trovati, magari li avessero trovati, voleva dire che c'erano ma non c'erano più. E quindi se la Lega fosse colpevole, no? Come mai i magistrati poi alla fine hanno permesso la dilazione del pagamento in 80 anni? Se i magistrati, che come si è visto nelle intercettazioni di Palamara, odiano Salvini, quale modo migliore? Adesso mi tiri fuori i soldi. E così uccidi la Lega, uccidi Salvini. Come mai no? Perché non c'era il proiettile, non c'era la pistola, non c'era la pistola fumante, non c'era una prova. Io odio. L'Antocri invece, del tanto celebrato Antonio Di Pietro, fu beccata con le mani nella marmellata perché questa società immobiliare utilizzava i fondi pubblici dell'Italia dei Valori per commerci immobiliari, compravano e vendevano appartamenti, case, cosa che non si può fare chiaramente, cosa che non esiste. Ti do i soldi, come partito devi fare attività politica, e quella che non è attività politica deve essere sottoposta assolutamente a controlli e verifiche, e quindi infatti ci furono, nel caso della Lega ci fu il tesoriere Belsito che venne, diciamo, accusato di aver gestito in una maniera non proprio trasparente alcune, ma poi lì non si è mai capito perché lì si trattava anche di finanziamenti, quindi
di un modo per guadagnare ulteriormente. Vabbè, ormai le cose sono andate così. Ma l'Italia dei Valori, insomma, ha fatto la stessa cosa. No, ha fatto peggio. Tanto più che poi Antonio Di Pietro, il moralizzatore, eccetera, 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 siccome è furbo, molto furbo, ha preso ed è sparito prima che le cose volgessero al peggio con molta astuzia. Per spiegarvi chi è Antonio Di Pietro, allora torniamo indietro di quasi 21 anni. Credo erano i primi di agosto del 2004. Io lavoravo proprio in questo edificio, ma per un'altra testata che non c'è più, La Padania, il giornale organo di partito, e devo intervistare Antonio Di Pietro perché c'era stata Maretta, Casini aveva cominciato, no, Fini e anche Casini era il governo Berlusconi 2. Bossi aveva avuto l'ictus, quindi c'era, diciamo, delle fibrillazioni, come si usa dire, al governo. Insomma, intervisto Antonio Di Pietro al telefono, poi devo fare l'articolo, perché si diceva che l'Italia dei Valori sarebbe andata a sostenere la maggioranza di centrodestra in cambio di un posto al ministero, un posto di ministro per Antonio Di Pietro. Questo, allora io nell'intervista al telefono, ma lei smentisce, dottor Di Pietro, lei smentisce le voci che dicono che Italia dei Valori sosterrà la maggioranza se a lei dessero il Ministero della Giustizia, perché era quello che era in gioco. E lui mi rispose con il suo accento inconfondibile: ma che Ministero della Giustizia? Qualunque ministero, mi va bene qualunque ministero. Io rimasi paralizzato, devo dire anche per tanta non era solo sicumera, era proprio schiettezza molto, molto sanguigna. Ma che Ministero Giustizia? Qualsiasi ministero mi va bene. E viva la sincerità, si dice in questi casi. Poi ovviamente non se ne fece nulla, perché la cosa queste vicende fanno parte sempre un po' del chiacchiericcio, del pissi bau bau che la politica porta sempre con sé. Allora andiamo a vedere un altro messaggio. Sono Marco da Cassano Magnago. Sono io che ti ho appena mandato. Allora, ok, scusami Marco, non avevo letto. Sì, bastava salire sopra, perdonami. Marco da Cassano Magnago, il Marciano. Marciano è da Marco Pinti, il Marciano Pinti, perché era Marco, qualcuno pensava a altre cose. Il magnate tirolese Benco, arrestato in Austria dopo il mega crack del gruppo Signa. Sono passato alle notizie dell'ultimo minuto. La pensione arriverà a 68 anni per i dipendenti pubblici a 70, le nuove regole. Le stime della Ragioneria dello Stato in base all'aspettativa di vita. Nel 2040 serviranno 13 mensilità in più. Le regole per il pubblico impiego, ecco chi lascerà il lavoro a 70 anni. Fammi pensare un attimo, dunque, nel 2040, no, dovrei essere morto, quindi per fortuna sarò morto, per fortuna non ci sarò. Allora, l'aspettativa di vita è una fregatura, io la penso così, perché poi si parla sempre, gli esseri umani hanno questo vizio, soprattutto negli ultimi 20 anni è cambiato un po' il mondo, tutti devono parlare per convincere, però per esperienza personale, per aver visto, per i dati ufficiali della Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale è appena uscito Trump, gli Stati Uniti, hanno una statistica che spiega come dopo i 62 anni iniziano i malanni cronici. Quindi è vero che tu vivi di più,
Certo, perché le cure sono migliorate, non perché il tuo... Sì, certo, guardiamo in giro, ci sono cinquantenni che sono... Io parlo da maschio, sono etero, ci sono donne di 50 anni, ci sono delle sberle di bellezza e sensualità, ma anche bei maschi, lo dico per tutti, ma anche a 60 anni ormai, forma fisica, eccetera. A 70 anni sono... mi diceva Donna Sveva che aveva visto un concerto Franz di Cioccio, ecco l'altro ieri Franz di Cioccio del PFM ha compiuto 79 anni, mi diceva che sgambettava da tutte parti, per carità, però noi persone comuni dopo i 60 anni non siamo più nelle stesse condizioni fisiche in cui eravamo prima, fisiologicamente viviamo di più e io in questo caso lo posso dire perché ne sono testimone diretto, perché le cure sono molto migliorate, sono molto più sofisticate, anche se la sanità in Italia ha grossi problemi, ma i medicinali, la prevenzione, eccetera, ci permette di vivere più a lungo, ma non di avere la stessa efficienza fisica che avevamo a 50, 40, per non parlare dei 30 anni. Quindi portare le persone a lavorare a 70 anni, io la chiamerei tortura, almeno. Questo è quello che penso io. Allora, abbiamo finito, che giorno è? Andiamo all'intervallo. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
ora in onda Oltre la pagina. Andiamo allora con il primo ospite, con il primo argomento, e parliamo di Elon Musk, il grande Satana, il mostro, il cattivo. Ripeto, ognuno si faccia la propria opinione documentandosi. Questa è la mia opinione, che è comunque è l'opinione di un professionista, io sono giornalista professionista. Lo scandalo sul saluto romano è davvero, non si può. A parte che uno scandalo, e lo scandalo è della natura umana che rasenta le bassezze, l'ipocrisia, la falsità, proprio davanti agli occhi, te lo fanno davanti agli occhi. Mi fa venire in mente una persona volgare e sporcacciona che, per dirla con Lucio Dalla, tocca il culo alla signora, come nella Settima Luna, e la signora si gira, ma cosa sta facendo? E questo qua, io non sto facendo niente. Ecco, hanno accusato, ma parliamo proprio di mani, ma non è questo che ci interessa, perché Corrado Cone ha citato in un bell'articolo l'altro ieri su Libero il libro di Margaret Tegmark, che è professore di fisica al MIT. Il libro è Vita 3.0 di Torre Cortina, e in questo libro si parla di una grande una discussione tra Larry Page, cofondatore di Google e patron della DeepMind, e lo stesso Elon Musk, e in questo libro emerge una figura di Elon Musk che non è quella che si vuole. Tra l'altro Elon Musk è diventato il grande Satana da quando appoggia, ve lo ripeto, è pleonastico, ma ricordiamo, da quando ha deciso di appoggiare Trump. Prima andava benissimo. Vabbè. Allora credo che Corrado Ocone sia in collegamento, forse Skype. Perfetto, allora lo saluto e le ringrazio, dottor Ocone, grazie per essere tornato ai nostri microfoni ed essere come sempre disponibile alla nostra emittente. Ma è molto semplice. Io stavo leggendo appunto questo libro insieme ad altri, in verità, più che altro in preparazione del mio prossimo volume, che sarà sul concetto di uomo, e quindi mi interessa anche tangenzialmente il tema della cosiddetta intelligenza artificiale, e mi sono imbattuto in questo episodio che secondo me era spendibile giornalisticamente, anche se poi l'idea di Musk me ne ero già fatta dalla lettura di altri libri. Ovviamente Musk ha una caratteristica che hanno tutte le persone che hanno, cioè la buona parte delle persone che nella storia dell'umanità hanno innovato e quindi fatto progredire in qualche modo la stessa umanità, cioè è quella che un tempo, quando eravamo meno sensibili al politicamente corretto, si diceva genius regolatezza, in maniera esaltando appunto questo. Quindi insomma, lungi da me voler dire che né ovviamente che Musk sia una mammoletta, né che non ci siano elementi contraddittori alla sua personalità, però questa contraddittorietà fa parte, è l'altra faccia della medaglia, cioè della sua stessa genialità, quella genialità che le ha portato ad individuare settori di sviluppo dell'economia mondiale, quindi per esempio quello delle auto elettriche, però anche sulle auto elettriche poi dobbiamo fare un discorso, quello quelle dello spazio, quelle delle reti satellitari, eccetera. E infine, diciamo, X, la ex Twitter. Però ecco, diciamo, questa sregolatezza, imprevedibilità, contraddittorietà è l'altra parte che è l'altra faccia speculare della medaglia della genialità, genio e sregolatezza.
E quindi no, già mi ero fatto un'idea appunto di questa, insomma, di quello che era Musk, però insomma, quello che appunto nelle polemiche di questi giorni sulla tecnodestra, polemiche fatte dai giornali di sinistra, dai commentatori di sinistra, dai politici di sinistra, insomma, quello che non conta sono tanti elementi, sicuramente prima di tutto il doppiopesismo, quello che ha lei detto all'inizio della trasmissione, cioè quando queste persone erano dalla loro parte non destavano problemi. Quando diciamo gli algoritmi orientati secondo i dettami del politicamente corretto agivano nell'indifferenza dei più, non era problema. Ora che se non altro c'è più pluralismo e se non altro che c'è almeno un dibattito su questo elemento fondamentale che è venuto alla luce di come vengano manipolati gli algoritmi dei nostri social e in genere di internet, e ecco, ora diciamo di colpo c'è un problema. Allora, la cosa è molto semplice, secondo me. Quindi, lungi da me difendere Musk, però ecco, quello che poi veramente preoccupa in tutta questa faccenda è come in tante altre, è un punto che ha messo bene in evidenza stamattina, secondo me, sul libero Daniele Capezzone, cioè queste persone hanno perso il contatto con la realtà. Non sanno fare quella cosa che un tempo, per esempio, i marxisti facevano, cioè i marxisti leggevano prima il mondo, non c'era un discorso che non veniva fatto anche nella più spelluta sezione di partito, che non partiva dalla situazione generale del mondo, ovviamente letta secondo canoni ideologici, per poi arrivare al particolare. Quindi c'era questa idea di capire il mondo prima di agire in esso in un modo o nell'altro. Adesso invece ci troviamo di fronte in vari settori, anche in questo, a delle frasi fatte, non c'è più la volontà di capire, ci sono dei riflessi quasi pavloviani, tu non stai con me, sei fascista, tu non stai con me, sei un oligarca, mentre prima sei uno che esalta la democraticità. Io mi ricordo ai tempi della campagna di Obama. La campagna di Obama, la prima campagna elettorale di Obama è stata la prima campagna in cui l'uso dei social e dei mezzi informatici è stata massiccia. E però i giornali, i commentatori progressisti dicevano: ecco, finalmente un uomo a passo dei tempi, ecco, internet è un fattore di democrazia, di apertura, di libertà, eccetera, eccetera, perché ovviamente andava a loro favore. Ecco, allora non c'è più questa volontà e capacità, voglia di leggere la realtà. La realtà, qual è la realtà? La realtà che in qualche modo Trump ha capito è che oggi c'è una competizione globale fra la Cina e l'America, prima di tutto, e comunque diciamo fra grosse potenze macro-regionali, che l'Europa in questa battaglia è del tutto irrilevante, non conta nulla, che questa battaglia si combatte non solamente con le armi o con la dissuasione, diciamo, nucleare, come poteva essere al tempo della guerra fredda, ma si combatte con l'intelligenza, sostanzialmente, artificiale e non. Cioè praticamente oggi il capitalismo trionfante è un capitalismo cognitivo, cioè basato soprattutto sulla conoscenza. E l'America, diciamo sostanzialmente, l'America per una serie di motivi che insomma che non vado qui ad elencare per non perdere tempo, l'America, però chi vuole saperne di più si trovano in un libro molto intelligente uscito da poco per Feltrinelli, che si chiama Geopolitica dell'intelligenza artificiale, scritto da un allievo di Cacciari, Aresu si chiama. Comunque, diciamo, la competizione, l'America per una serie di motivi
dovuti soprattutto al suo modo di fare politica, al suo modo di intendere i rapporti tra politica e economia, si è trovata all'avanguardia di questo sistema fondato sul capitalismo cognitivo. E la Cina a grossi passi sta anche in maniera attraverso spionaggio eccetera, sta cercando di contrastare questa egemonia, che però resta ancora tale, perché le maggiori imprese della high-tech sono, come sappiamo, americane. Allora, qui essere all'avanguardia del capitalismo cognitivo significa sostanzialmente non soltanto dirigere le sorti economiche del mondo, ma dirigere qualcosa che è connesso pure alla sicurezza e alla difesa. Perché queste armi, perché diciamo quelli che diciamo le armi, le cosiddette guerre ibride, eccetera, oggi si giocano pure con armi non tradizionali, in cui diciamo avere questo capitale intellettuale in qualche modo è importantissimo. Trump ha capito questo. E ha capito che secondo me così si spiega la presenza dei cosiddetti oligarchi in prima fila alla cerimonia del suo insediamento. Cioè Trump ha capito sostanzialmente che l'America, per diventare di nuovo grande, deve difendere a spada tratta questo primato che si è conquistato, che la Cina potrebbe insediare, che in qualche modo sta già insediando, e quindi ha bisogno di questi, insomma, di controllare questo mondo. Sicuramente per andare su Marte, come ha detto nel discorso, che poi anche su questo è stato criticato, cioè quando ha posto l'obiettivo dell'America di andare prima su Marte, non ha fatto che riecheggiare le parole precise che 60-70 anni fa disse al suo insediamento John Fitzgerald Kennedy. Kennedy disse: l'obiettivo dell'America è di andare sulla Luna in questo decennio, e così è stato, insomma, quindi fa parte un po' dell'anima americana porsi obiettivi di questo tipo, però sicuramente non si tratta solo di andare su Marte, ma di controllare le reti satellitari, insomma è un problema di difesa nazionale. Quindi diciamo, queste persone che hanno creato queste mega aziende, fra l'altro quasi tutte dal nulla, perché l'hanno create e l'hanno create in America, vanno difese, tutelate e in qualche modo il complesso militare industriale americano deve annettersele se vuole vincere la guerra globale, farla vincere soprattutto alla democrazia e non a stati autoritari come continuano ad essere quelli della Cina. Perché è successo, come si è spiegato questo predominio di cui Musk in qualche modo è la figura più evidente proprio per questo suo carattere, come posso dire, imprevedibile, istrionico, per la sua sregolatezza, però diciamo sono tante le persone che stanno dietro Musk e che hanno contribuito affinché l'America negli ultimi 20-30 anni costruisse questo primato, forse anche partendo prima di 20-30 anni. Questo è potuto accadere perché sostanzialmente l'America è stata, sembra paradossale, un grosso ha favorito l'immigrazione, ma non l'immigrazione diciamo incontrollata e clandestina, ma un'immigrazione molto selezionata di intelligenze, cioè che poi sono quelle che sono andate insomma a lavorare nelle università, ma più spesso in queste aziende altamente innovativi, cioè un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'Asia, perché l'Asia da questo punto di vista all'avanguardia sono arrivati ingegneri, informatici, tecnici, che hanno dato e perché sono arrivati in America? Perché in America c'erano le condizioni per innovare, nel senso che c'erano le risorse economiche e c'era una legislazione non dirigistico-sovietica come quella che c'è in Europa sostanzialmente. Quindi l'Europa è rimasta indietro perché con questa sua fissazione di regolare, eccetera, non ha creato le condizioni perché
l'innovazione svolgesse sul proprio terreno. L'Asia, da una parte la cita, l'Asia compete in prima persona, ma dall'altra diciamo molto spesso la manodopera, per esempio sappiamo che pure gli smartphone, persino quelli dell'Apple, un'invenzione nata in America, però vengono assemblati in Asia per motivi anche di manodopera a basso costo, eccetera, eccetera. E ora diciamo è l'Asia che è stata una fornitrice di servizi, ma anche è una fornitrice anche di intelligenza all'America, e ora in qualche modo c'è il problema per l'America di arginare questo fenomeno e quindi di concentrare al proprio interno, proprio perché c'è una guerra globale in atto. E quindi questa è la realtà, e in questa realtà va inserito pure Musk, il quale Musk, tra le altre cose, ha avuto sempre un'idea umanistica, diciamo così, della tecnologia, cioè dice questa dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che è connesso, perché cioè, secondo lui l'umanità potrebbe rischiare gravemente se questa tecnologia andasse fuori controllo, e in qualche modo insomma è plausibile che vada fuori controllo, perché qui parliamo in qualche modo anche di qualcosa che si autogenera, e quindi lui insomma è in buona fede, è in cattiva fede. Però perdoni, dottor Occone, la interrompo, non so se mi sente. Ecco, volevo ricordare un episodio di cronaca di un anno fa. Elon Musk, che non lo voglio difendere, è uno che licenzia come vuole lui, quindi non mi è simpatico, però Elon Musk un anno fa ha firmato insieme a altri 100 mi sembra esperti una richiesta per fermare almeno 6 mesi le ricerche sull'intelligenza artificiale. Io mi ricordo le sue parole riportate su tutti i giornali, era di grandissima preoccupazione per quello che poteva succedere alle persone e agli individui. Non mi sembrava la preoccupazione di un fascista e nemmeno di un tecnocrate, visto che lui poi ci ha fatto il danè con l'intelligenza artificiale. Aveva chiesto proprio fermiamoci 6 mesi perché non sappiamo dove andiamo a finire. Ecco, questo è un dato di cronaca che si aggiunge poi anche a tutto quello che lei ha riportato nel suo articolo tratto dal libro di cui stiamo parlando. Prego. Però volevo dire un'altra cosa, che ovviamente molti potrebbero pensare che insomma ci sia anche da malafede, cioè che Trump voglia semplicemente fermare i suoi competitor, anche perché Musk continua a fare il suo mestiere, cioè che è in sostanza quello di fatturare. Però ecco, non si può affrontare la situazione in questo punto di vista, perché quello che contano sono le azioni, i comportamenti e le parole, non quello che uno pensa effettivamente. Io penso che molto probabilmente, proprio perché è una personalità geniale e contraddittoria, in Musk ci sia tutto, ci sia la volontà di arricchirsi, così come la volontà di salvare l'umanità, insomma, e quindi Musk sicuramente va algilato e controllato per questi suoi aspetti che sono l'altra faccia della sua genialità, e credo che Trump lo sappia fare benissimo questo, come sta dimostrando pure con la storia di Starlink in questi giorni. Però ecco, quello che volevo dire è che stando ai fatti, che sono gli unici cose che contano poi nella storia, nella vita, cioè lui è uscito da DeepMind, che era la prima società che ha lavorato sull'intelligenza artificiale, per creare una società OpenAI che insomma voleva essere aperta, cioè quindi non segreta. Poi è uscito pure da lì. Io credo che adesso lui sembra un po' sull'intelligenza artificiale non impegnato direttamente, ma perché? Perché probabilmente Tesla lui la vede non tanto come un'azienda automobilistica, o non solo come un'azienda automobilistica, ma la vede anche come un modo per
diciamo, sviluppare quelle tecnologie, perché Tesla è soprattutto una macchina ad alto potenziale tecnologico, cioè ci sono già i prototipi di macchine che vanno da sole, insomma, ed è un modo per sviluppare l'intelligenza artificiale in modo indiretto. E quindi, però, ecco, tutte queste manifestazioni, di cui questa che riporta il libro di Max Tegel è la più eclatante, si vede che insomma lui è mosso da un affrato umanistico che spesso insomma si accompagna anche alla voglia di fare soldi, che è naturale che ci sia in uno come lui. Però è un elemento che è stato manifestato in più documenti. Io ne ho scelto solo uno perché mi sembrava anche quello giornalisticamente più interessante, più come posso dire, intrigante. Però se si ripercorre la vita di quest'uomo si vede che lui in qualche modo ha sentito sempre il bisogno. Lui addirittura, poi qui ovviamente c'è sempre un po' l'immagine di follia, l'eroica follia che è alla base della stessa ragione, come diceva Erasmo da Rotterdam. Lui addirittura vuole andare su Marte perché dice che l'umanità potrebbe autodistruggersi, allora insomma creeremo un altro mondo fuori dal nostro per evitare questa autodistruzione. Insomma, vabbè, sono cose che fanno parte di una mentalità sicuramente, diciamo, come posso dire, visionaria e con elementi, tra virgolette, di follia, ma è quella sana follia che appartiene sempre alla genialità, cioè tutte le persone che hanno innovato sono state questa cosa e quindi non possono essere messe, cioè, ecco, per esempio, quando l'Europa che non ha mezzi, non ha disponibilità, sta un secolo in ritardo su tutto, insomma, si mette a criticare, cioè, Musk è criticabilissimo tutto il mondo, la direzione che sta assumendo il mondo, però devi capirlo prima di criticarlo, devi capire dove si gioca la partita. La partita non si gioca più sul fascismo, su Mussolini o sul saluto romano. La partita si gioca ad un livello completamente diverso e quindi bisognerebbe proprio innovare le categorie. Insomma, la destra non è che, cioè, sicuramente nessuno ha innovato le categorie, nemmeno la destra, però la destra quantomeno mostra di aver capito il problema. E quindi niente, la cosa sta in questi termini, secondo me. Perfetto, allora siamo dentro proprio i termini temporali di questa intervista. Ringrazio ancora Corrado Cone, lo leggiamo tutti i giorni su Libero e lo ascoltiamo anche qui a Radio Libertà. Grazie ancora, a risentirci presto. A presto, grazie a voi. Mancano solo pochi istanti, vediamo se sono arrivate anche dei messaggi su WhatsApp e poi andiamo all'intervallo. Tra poco Alessandro Gigliovigna per parlare del sostegno dell'Italia all'Ucraina. Qui mi è arrivato un WhatsApp con un link di un profilo Facebook, ma da qui io non riesco a entrare, da WhatsApp. E poi Stefano del Brembo, sono d'accordo, una mia cliente negli anni 90, detta la zingara, non di strada, ma cliente, mi ha detto nella mano che vivrò 120 anni. Ho pianto. Perfetto, Ciccio Barbù, grazie. Allora, 120 anni e io ti saluterò molto prima. Comunque, perfetto, grande Stefano del Brembo. Intervallo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Emilia Perez è il vincitore ai Golden Globe per il miglior film. Vincitore di 5 premi EFA. Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, con Zoe Saldana. Ascoltare e accettare. Emilia Perez, un film di Jacques Audiard. Al cinema. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre leccare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Sempre in diretta, sempre con Radio Libertà e qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora,
Siamo con Alessandro Giglio Vigna in collegamento per parlare della risoluzione presentata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per l'informativa prima a Palazzo Madama al Senato, poi ieri a Montecitorio, per presentare appunto la risoluzione per proseguire gli aiuti all'Ucraina. Allora, intanto fatemi dare il benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni a Giglio Vigna. Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori di Radio Libertà. È sempre un piacere essere con voi. Che belle parole, grazie. Aspetta, noi un po' ci conosciamo, poi tu sei giovane e sono vecchio, permettimi di darti del tu. Alessandro, ieri io ho sentito il tuo intervento. Ma ci mancherebbe altro. Alessandro, allora volevo partire, ieri io ho ascoltato il tuo intervento, allora tutto quello che c'è da dire sul sostegno, il distinguo della Lega, le motivazioni, ma io non ti dico la verità, non ne sapevo nulla ed è colpa mia, cioè queste associazioni di volontariato che stanno aiutando con forza la popolazione ucraina. Intanto ti ringrazio, perché io penso che parlare di queste persone che aiutano il prossimo sia sempre, anche perché magari spingono all'emulazione, poi aiutano persone in difficoltà. Se io non avessi ascoltato il tuo intervento non ne avrei avuto informazione, e volevo partire da quello, e grazie anche per averlo reso pubblico, perché non ne parla nessuno. Prego. Sì, grazie. Proprio perché non ne parla nessuno ho voluto sottolineare questo aspetto e dare grande spazio all'interno del mio intervento, perché per l'Ucraina il nostro paese, come tutti i paesi membri dell'Europa, stanno facendo molto. Poi in realtà l'Italia è il paese che spinge di più perché l'Europa sia protagonista di un tavolo di pace, e in particolare la Lega è il partito all'interno della maggioranza di governo che più auspica e spinge per far sedere le due parti, per arrivare a una pace, che sia una pace giusta, ma insomma che le bombe smettano di cadere su Kiev e sulle altre città dell'Ucraina. Quindi l'Italia come Stato sta facendo molto, ma a fianco di quelli che potremmo definire gli aiuti per decreto, che non sono solo aiuti militari ovviamente, ma sono anche generi beni primari, quindi medicine, quindi strumenti per gli ospedali e tutto il resto. Accanto a questi aiuti di Stato, accanto agli aiuti per decreto, si è mossa la grande macchina del volontariato. Ora, per noi il volontariato è qualche cosa di vicino, perché in tutte le città del nostro paese ci sono molti volontari, c'è la protezione civile, associazioni e via dicendo, ma noi dobbiamo sapere che la macchina del volontariato italiana è qualcosa di unico al mondo ed è anche unico all'interno dell'Unione Europea. Noi abbiamo fra le protezioni civili più organizzate, le associazioni di aiuto più organizzate, le onlus buone che aiutano il prossimo all'interno delle nostre città, dei nostri quartieri, più organizzate di tutta Europa, da 1000 giorni, cioè da quando è scoppiata la guerra. Sono molte le associazioni di volontariato italiana, protezione civile, proprio associazioni anche costituite ad hoc, associazioni che avevano allo scopo di aiuto del prossimo anche prima, che stanno facendo tanto per la popolazione ucraina, si sono organizzati, raccolgono beni in continuazione, beni alimentari, medicine, tutto quello che è vestiti, tutto quello che si può raccogliere, li mettono su camion, su tir, li portano alle volte fino al confine, insomma li portano fino dove le forze le forze governative ucraine permettono di andare, quindi alle volte arrivano al confine fra Polonia e Ucraina, alle volte hanno il permesso di entrare dentro l'Ucraina e di entrare anche per molti chilometri dentro l'Ucraina a consegnare direttamente gli aiuti, e alle volte fanno la spola
e molti di loro si sono gemellati con associazioni ucraine, associazioni che addirittura portano gli aiuti non solo nelle città ma fino sulla linea del fronte, fino ai ragazzi che oramai sappiamo hanno un'età anche abbastanza alta. Adesso la media di chi sta combattendo in Italia in Ucraina è 47-50 anni. Quindi cosa fanno? Fanno la spola con le associazioni di volontariato ucraine. Sono gemellati con queste associazioni di volontariato, hanno costituito delle sorte di rifugi portano diciamo in gita in Italia, soprattutto magari nel periodo estivo, ma non solo, dei bambini di orfanotrofi ucraini, li allontanano dalle loro città quando nelle loro regioni la situazione si fa un po' più calda, li ospitano in strutture italiane, e quando sono poi qua in Italia ovviamente li fanno giocare a calcio e visitare i musei e visitare le nostre montagne, le giornate al mare, e poi dopo ovviamente questi bambini poi tornano a casa loro quando magari nella loro regione la situazione si tranquillizza un pochettino, sempre nell'ambito di quella che è una guerra. Portano sindaci, consiglieri di province dell'Ucraina qui in Italia, li fanno incontrare con i nostri sindaci, li fanno incontrare con i parlamentari. Io ho ricevuto associazioni di volontariato, bambini qui a Montecitorio, sul mio territorio. Sono andato a visitare queste strutture in cui vengono ospitati questi ospiti di questi orfanotrofi. Mentre sono in Italia ho parlato con amministratori ucraini, ho agevolato anche una sorta di gita, se vogliamo, all'interno di Palazzo Montecitorio di questi bambini, ovviamente dei loro accompagnatori, ovviamente dei volontari. Ho parlato con persone che si occupano di volontariato in Ucraina. Ho avuto anche contatti con addirittura associazioni che aiutano gli animali, perché poi c'è anche questo grande tema ovviamente soprattutto dei cani, soprattutto dei gatti. In una situazione del genere vi lascio immaginare anche quell'aspetto lì diventa ovviamente difficile da gestire. L'associazione che conosco io a questo punto, non per eleganza istituzionale non l'ho citata in aula, però su Radio Libertà mi piacerebbe citarla. L'associazione con cui io sono molto in contatto si chiama La Memoria Viva, ed è un'associazione di Castellamonte nel mio canavese, che a questo punto saluto e abbraccio, e sono veramente attivissimi. Sono riusciti addirittura a inviare una ambulanza in Ucraina insieme a vigili del fuoco volontari, varie strutture di vigili del fuoco volontari presenti in canavese insieme ad altre associazioni, e poi fanno network sul territorio e ci coinvolgono. Almeno io da parlamentare ho l'esperienza di essere coinvolto molto e di aiutare quando posso, di provare a dare la mia presenza e di cercare di agevolare il più possibile queste associazioni, che possono magari aver bisogno banalmente del contatto magari un po' più diretto con l'ambasciata di Polonia a Roma, per poter passare in Polonia, o comunque per dire le autorità polacche che attraversano il territorio polacco. Anche in Europa c'è Schengen e via dicendo, però insomma è sempre utile, no? Informare le autorità governative anche degli altri Paesi membri. E io ho voluto dedicare una parte del mio intervento anche a loro, perché a fianco
degli aiuti per decreto che sono militari ma anche non, e questo è quello che sta facendo lo Stato italiano, quindi comunque anche questo comunque è un impegno dei cittadini italiani, però a fianco a questi aiuti per decreto c'è questa grande macchina del volontariato italiano. Io da parlamentare di territorio ho avuto l'onore di conoscere e la fortuna di aiutare o di provare perlomeno ad aiutare a provare a rendermi utile a una di queste associazioni che appunto si chiama La Memoria Viva e ha come base Castellamonte, ma ha diramazioni in tutto canavese. Beh, assolutamente. Complimenti, congratulazioni anche a Memoria Viva, a te e a tutte le persone che fanno del bene, che devono essere sempre comunque ringraziate per quello che fanno e per l'esempio che danno. È importante, io lo ritengo importante. Poi il volontariato è una parte costitutiva della Lega, insomma fa parte proprio del DNA. E per chiudere, Alessandro, quindi grazie ancora, e bisognerà che anche io parli più spesso di queste persone. Per chiudere invece, allora ribadiamo un po' la posizione della Lega riguardo gli aiuti all'Ucraina. L'impegno è di quello di cercare quello che chiede la Lega, comunque sì agli aiuti, ma cerchiamo assolutamente di cercare la pace e di far sì che l'Europa abbia un ruolo in questo senso molto importante. Certo, guarda, se posso ancora tornare un attimo all'argomento prima, ma solo Prego. perché tu mi hai fatto venire in mente ancora questo piccolo passaggio. Non ho citato che effettivamente molti diversi sono diversi i militanti della Lega. Io ne conosco ovviamente alcuni, essendo sul mio territorio, i militanti Lega che sono anche impegnati all'interno di queste associazioni, perché come giustamente dicevi tu, il volontariato è assolutamente nel DNA della Lega, nel DNA del carroccio del nostro partito. La posizione della Lega e la posizione dell'Italia, la posizione di questo governo, di questa maggioranza parlamentare è quella di continuare a dare tutto l'aiuto possibile al popolo ucraino, ma contemporaneamente noi pensiamo che sia giunta l'ora che l'Unione Europea prenda, per così dire, la responsabilità che deve avere di fronte ad un conflitto così vicino, di fronte ad un conflitto fra due stati che sono così vicini all'Unione Europea. Dando solidarietà ovviamente al popolo ucraino, noi non dobbiamo comunque dimenticarci dei rapporti storici, ma storici intendiamo di secoli, che noi abbiamo con il popolo russo, e non dobbiamo neanche, non dobbiamo neanche mischiare, non dobbiamo neanche confondere. Putin è una cosa, il popolo russo è un'altra cosa. Molti russi oggi tra l'altro sono anche insofferenti verso quello che è l'atteggiamento di Putin, perché anche da quella parte lì molti dei loro ragazzi stanno morendo sul fronte. Quindi secondo noi è giunta l'ora che l'Europa prenda le sue responsabilità e sia veramente più attiva in quello che dovrebbe essere un tavolo di pace, per storia, per vicinanza geografica, per collegamenti con le due popolazioni storiche. Questo è un ruolo che deve giocare l'Europa. È un ruolo che deve giocare l'Europa prima di tutto per far smettere di cadere le bombe, e poi soprattutto perché se non lo gioca l'Europa, nel giro di pochissimo tempo lo giocherà qualche altro player internazionale, e io non vorrei vedere, poi se arriva la pace ovviamente meglio per tutti, meglio per le popolazioni, meglio anche per noi, meglio per l'Europa e via dicendo. Però certo che l'Europa non deve farsi scippare questo suo ruolo, per esempio dalla Turchia o per esempio dalla Repubblica Popolare
della Repubblica Popolare Cinese. L'Europa deve tirarsi sulle maniche e andare verso questo tavolo di pace, ma in un modo concreto, in un modo reale. La Lega e l'Italia questo vogliono, e questo è il nostro ruolo come paese, ovvero di coloro che fanno fare la pace, ed è anche il nostro ruolo come Unione Europea, come continente, diciamo. Certo, siamo al termine. Un altro punto che mi ero dimenticato di sottolineare, molto importante che questo, distinguiamo i popoli dai governi, perché altrimenti finiamo col censurare Dostoevskij come hanno fatto qualche tempo fa, e questo, anche questo è assolutamente da tenere sempre presente, è sempre quello che hai detto tu e che hai ribadito. Alessandro, io direi che abbiamo esaurito lo spazio, e intanto vorrei ringraziarti per tutto e anche per essere stato ai nostri microfoni, e risentirci a presto. Grazie a voi, arrivederci e complimenti. Qui Parlamento. Ecco, vedete, adesso torno un po', mi è piaciuto molto perché abbiamo parlato di cose serie, chi fa del bene non fa notizia. Ho detto, la Lega, il volontariato è parte costitutiva. Io un po' sono carente da questo, come leghista sono carente, perché non ho, magari mi manca un po' quella sensibilità, e quindi però quando la vedo la riconosco e mi congratulo e ringrazio, complimenti. Sono persone speciali queste, soprattutto poi quelli che non lo dicono, no? Proprio vuol dire che siete persone vere dentro. Adesso, se posso permettermi invece di tornare semiserio, è sempre la polemica sul braccio di Elon Musk. Allora, Lorenzo, posso permettermi di pensare che lui non sia fascista nella maniera più assoluta, non lo dà a intendere, ha appena fatto il gesto fascista. Perché sapete che io ho sempre il vizio, alla fine di qui Parlamento, di parlare, di dimenticarmi che c'è la sigla. Allora lui mi ha fatto il gesto così per dire fermati, no? Zitto. E quello lì, allora, se uno lo vede, cioè mettilo adesso, io lo sto scherzando, ma se tu andassi in onda, magari in alcune trasmissioni mandano in onda anche il tecnico, il regista, e qualcuno ti ferma la fotografia mentre stai facendo, ecco, i fascisti di Radio Libertà. E quindi, per favore, mi sembra ci sia una telefonata. Pronto? Sì, buonasera signor Pellegrini. Buonasera. Allora, oggi mi preoccupa l'agenda di Trump, signor Pellegrini, e solo oggi sul campo militare. Non voglio parlare di altri argomenti al momento. Perché? Perché la nuova politica verso l'Europa è tagliare 20.000 soldati USA. E allora dovremmo noi europei fare di più. Al contempo, signor Pellegrini, mettere mano al portafoglio. Il presidente Trump, ripeto, vuole tagliare 20.000 uomini, il contingente USA, e intende chiedere un contributo finanziario. Si stima che i militari americani presenti in Italia si aggiri attorno ai 12.000. Comprendendo anche quelli che cooperano sotto la bandiera della NATO. E voglio terminare. Prima di ogni cosa c'è la necessità di aumentare, ripeto, la spesa militare. Trump è tornato a battere sul tasto del 5%, che mi sembra già una percentuale alta per noi italiani del PIL, come nuovo standard di NATO. Tutto qua. Io non me l'aspettavo, per dire la verità. La saluto e buonasera. Grazie, ma anche alla signora Lisetta, è un argomento da trattare anche questo, senz'altro. Leggo un WhatsApp, Lega, posizioni più chiare, dovevamo andare in piazza per la pace mesi fa, non fatto, e rimaniamo al muro dell'8%, scrive Maurizio. Allora, questo è l'ultimo WhatsApp, cioè non è l'ultimo, se ce ne sono li leggo ancora, il numero 340-670-9659. Allora, prima di seguire la Lega, un intervallo, un intermezzo, un'offerta, una proposta musicale, e tra pochissimo siamo di nuovo in diretta, anche a disposizione di coloro che vogliono telefonare, 0292 94 7222.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrini. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare? Intanto firmare per sostenere le forze dell'ordine sabato e domenica 25-26 ci saranno i gazebo, ma potete firmare a sostegno anche qui su questo sito, anche per accelerare le riforme proposte dalla Lega nel DDL sicurezza. Quindi legaonline.it per sostenere coloro che hanno l'incarico di mantenere la sicurezza e la legalità nelle nostre città. Poi ancora è possibile iscriversi alla Lega tramite questo sito, è molto facile, molto semplice, lo si può fare tramite PayPal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane io raccomando come sempre ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier, il momento di autodeterminazione civica, mi piace definirlo così, il 2 per 1000. Sono soldi dello Stato, però noi abbiamo se non altro la facoltà di indicargli dove spendergli questi soldi e quindi possiamo scrivere sulla dichiarazione dei redditi D43. Questo è un redazionale della Lega, quindi veramente col cuor contento vi indichiamo questo sostegno per la Lega nel tuo 2 per 1000. Non ti costa nulla, non ti costa nulla, scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 come le stagioni, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radiotelevisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo alle 15.50 l'europarlamentare Silvia Sardone a TG4, ovviamente Rete 4. Un'altra europarlamentare, Isabella Tovaglieri, sempre oggi, ma questa sera alle 23.50, sempre a Rete 4, ma con dritto e rovescio. Domani Claudio Borghi a Radio Cusano, in un'ora che per chi vi parla è il cuore della notte, ora antelucana alle 8 del mattino, Claudio Borghi a Radio Cusano. E poi venerdì, domani, Laura Ravetto, sempre a ora presta, 9.40, Coffee Break, la 7. Sabato, Punto Europa, Rai 3 alle 10.05 con l'europarlamentare Paolo Borchia. 14.31, intervallo, tra poco parliamo di Lino Zanussi. Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale.
Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Lasciamo Jean Moreau e andiamo nel cuore del Trivento, nella destra tagliamento tra il Tagliamento e il Livenza. Andiamo nella provincia del Pordenone, andiamo a parlare di colui che è stato il pordenonese del secolo, se non della storia, secolo scorso, ma è stato uno dei più grandi capitani di industria che abbia conosciuto l'Italia e l'Europa nel secondo dopoguerra. È un nome che non si fa molto spesso, anche se credo che tutti in casa abbiamo avuto il suo cognome o il suo simbolo, perlomeno in cucina o in salotto o in sala da pranzo. Rex Zanussi, parliamo di Lino Zanussi e ne parliamo con Carlo Sam, che insieme a Pier Giorgio Grizzo è autore del libro Lino Zanussi, la grande biografia, edizione Biblioteca delle Immagini, collana ritratti, 18 euro, 244 pagine. Ricordiamo anche il docufilm uscito qualche tempo prima, Cavalcando la tigre. Il libro e il docufilm stanno avendo un bel riscontro. Intanto fatemi dare un saluto e un grazie per la sua presenza a Carlo Sam. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Ecco, siccome io vengo da quelle zone, qualcuno potrebbe parlare di conflitto di interessi. Allora, è vero che per me, mio padre è stato anche operaio della Rex, della Zanussi, è vero che per me Lino Zanussi è un mito, no? Però io sinceramente non è che non amo il culto della personalità,
quello che sono le mie considerazioni e per aver toccato con mano quello che Lino Zanussi ha saputo fare. Poi crescendo con gli anni, nel tempo, eccetera, ho apprezzato ancora di più quello che lui è riuscito a fare in quello che era territorio depresso, parliamoci chiaro. Noi veneti, io sono mezzo veneto, mezzo friulano, siamo i terroni del nord, non a caso. Ed è riuscito a trasformare un'intera provincia, il territorio, dando decine di migliaia di posti di lavoro, contribuendo al benessere di moltissime persone. E non solo, è riuscito anche a modificare il territorio, a creare davvero una realtà nuova. Secondo me, intanto io ringrazio te e Pier Giorgio, che adesso non ha potuto raggiungerci, per il lavoro che state facendo. E però io rimprovero un po' i pordenonesi di non aver, come dire, ringraziato abbastanza questa figura, o comunque non averlo commemorato come si merita, secondo me. Per fortuna che ci sono il vostro libro e il docufilm, e ho detto conflitto di interessi fino a un certo punto, perché secondo me, io se fossi un produttore di Hollywood, su Lino Zanussi ci farei un film e prenderei anche bei soldi, perché non può che interessare tutti noi la sua storia e anche la sua tragica fine, peraltro, di cui parlate anche voi. Allora, ho parlato troppo io. Carlo Sam, intanto andiamo per ordine. Come nasce l'idea di costruire, di celebrare, di ripercorrere la strada di Lino Zanussi? Allora, nasce da un fortuito incrocio di eventi. Allora, abbiamo percorso, abbiamo fatto un percorso al contrario. Di solito si fa prima un libro e poi si fa un film. Noi siamo partiti facendo il docufilm, che è nato veramente da una situazione fortunata. Sostanzialmente Pier Giorgio e altre persone che poi hanno contribuito al docufilm si sono trovate a un matrimonio. Da lì è nata da Stefano Candiani l'idea di dire: ma perché non celebriamo Lino Zanussi, perché non parliamo di lui, visto che così poco se ne parla, e da lì è partita l'idea del docufilm. Io sono entrato in corsa nell'attività del docufilm portando il mio contributo, diciamo, storiografico, nel senso che io ho iniziato la mia carriera lavorativa in Electrolux, quindi l'azienda che ha, diciamo, acquisito le ceneri della Zanussi nel 1984, e però sono entrato a lavorare a Porcia, che è esattamente il sito produttivo, diciamo, in cui si è sviluppata e cresciuta la Zanussi. Lì uno dei primi lavori che ho avuto la fortuna di fare è stato proprio andare dentro l'archivio storico dei materiali aziendali per andare a vedere cosa ci fosse. Quindi sono stato immerso, catapultato nei caroselli della Zanussi, ma anche della Zoppas e via dicendo. Quindi lì mi sono appassionato. Quindi dalle competenze artistiche di Pier Giorgio sono state unite alla mia, diciamo, ricerca storiografica, e quindi da lì abbiamo completato il docufilm. Dopodiché io mi sono appassionato nel tempo, in particolare proprio all'incidente aereo con cui è morto Lino Zanussi con i suoi collaboratori, e quindi da lì è nata l'idea di fare un libro. Poi l'editore giustamente anche ci ha detto: non possiamo fare un libro solo sull'incidente aereo, fatemi una biografia più completa possibile, e quindi da lì è nata la cosa. Tra l'altro, Carlo, io ne avevo parlato anche, avevo parlato anche in diretta. Mio padre era operaio della Zanussi e da ragazzo mi raccontava che gli operai parlavano, insomma, senza mezzi termini, i lugati rasò, cioè lo hanno abbattuto. Non è un incidente, insomma, secondo gli operai che lavoravano in quegli anni. Mio padre in quegli anni lavorava. Ti dico anche che mio padre è sempre stato una figura molto saggia. Non mi ha detto che secondo lui non è stato un incidente, mi ha detto che secondo chi lavorava per Lino Zanussi, per la Rex, non è stato un incidente. Mi ha riportato proprio l'opinione comune che c'era. Cosa possiamo raccontare? Un aereo nuovo, un pilota super esperto, un incidente che sicuramente ha dei contorni poco chiari.
Allora, diciamo che appunto, innanzitutto abbiamo cercato di tenere un approccio il più possibile, diciamo, storico, senza farci prendere dall'idea di è stato un incidente o non è stato un incidente. Abbiamo cercato di approcciarlo nella maniera più puntuale possibile, andando a fare una ricca ricerca documentale, andando perfino in Spagna a recuperare documenti ufficiali dal Ministero dei Trasporti spagnolo, e quindi diciamo un po' di anni che stiamo tra l'altro lavorando su questo tema, proprio per cercare di fare chiarezza coi documenti, tipo i dialoghi con la torre di controllo, il tracciato aereo, altri documenti, e li abbiamo condivisi tra le altre con il generale comandante Salvi, che è stato ex comandante delle Frecce Tricolori, ma anche comandante dello stormo degli F-104 Starfighter, quindi gli intercettori italiani, quindi una persona con un'esperienza molto grande. Abbiamo condiviso con lui tutti i documenti e gli abbiamo chiesto di farci sostanzialmente una perizia per capire cosa lui potesse dedurre dai documenti. Quello che ne viene fuori, senza entrare nei dettagli, è che sicuramente ci sono stati degli errori umani da parte dei due piloti. Il tema che rimane veramente in piedi è come sia possibile che due piloti di quell'esperienza siano riusciti a inanellare una serie di errori così lunga ed errori così gravi. Cioè, questa cosa non è spiegabile, e non è spiegabile come, per esempio, dalla torre di controllo nessuno dica niente nel momento in cui l'aereo cioè interrompe qualunque comunicazione con la torre di controllo per andarsi a schiantare 2 minuti e mezzo dopo l'interruzione delle comunicazioni con la torre di controllo. Un altro aspetto che abbiamo trattato, che secondo me è interessante, abbiamo cercato di contestualizzare l'incidente aereo nel periodo storico. Cioè, ricordiamoci che qualche anno prima, per dire, l'incidente più celebre è stato quello di Mattei, che per l'appunto anni dopo è stato dal punto di vista giudiziario confermato che non è stato un incidente, è stato un sabotaggio, e quindi l'aereo è stato fatto scoppiare in volo in quel caso. Quindi diciamo c'è anche nel periodo storico, è stato usato più di una volta il metodo dell'incidente aereo, e quindi non siamo sinceramente arrivati a una conclusione, non siamo in grado di dire è stato un omicidio o è stato un incidente. Certo è che ci sono tanti elementi che non tornano, e nel libro, anche per una questione non potevamo dilungarci troppo sull'argomento, ci siamo limitati a mettere una lista di tutti i punti aperti che non tornano da questo episodio. Quello che è certo è che è un episodio che ha avuto delle ripercussioni profonde non solo sull'azienda, ma proprio anche sul territorio di Pordenone, della neonata provincia di Pordenone, che era giusto nata a inizio del 1968 e quindi neanche 6 mesi prima di questo fatidico incidente. Diciamo che sicuramente la storia insegna che le persone di potere, perché sicuramente era diventato una persona di potere, possono essere ingombranti, e comunque possono dar fastidio ad altre figure. Le ipotesi le possiamo fare in base anche agli elementi che troviamo nel libro. Quello che mi preme, però, appunto, sei stato molto, molto corretto, e quindi è inutile saltare a conclusioni se non si hanno prove sicure. Quello che volevo riprendere è un altro segno della misura della grandezza di Lino Zanossi. Muore nel 68, poi Pordenone comincia a deperire. Pordenone è diventata capoluogo di provincia, ha una spinta enorme perché nuovi uffici, quindi colletti bianchi, quindi una grande spinta, ma poi mancando le idee, mancando il collettore, poi la crisi, per carità, del petrolio del 73 era a contribuire, poi la crisi stessa della Zanussi, che poi diventa Sole, eccetera eccetera. Però sta di fatto
che io ho questa immagine, Carlo, che io arrivo dalla mia San Vito Tagliamento, infatti non è conflitto di interesse, io sono di San Vito al Tagliamento e non di Pordenone, anche se tante persone, tra cui i miei genitori di San Vito Tagliamento, lavoravano nella Rex, nella Zanussi. Arrivo a Pordenone nel 1971, vado a abitare a Rore Grande, e per me, per carità, bambino di campagna praticamente, Pordenone è New York. Mi ricordo la standa in centro, a 3 piani, le scale mobili, Pordenone New York. Poi però un po' alla volta Pordenone è diventata vecchia, decrepita, è diventata... Adesso, a partire dagli anni 90, ha trovato un altro rinascimento. Ma dai primi anni 70 fino ai primi anni 90, Pordenone era una città che se ti ricordi, posso darti del tu, mi permetto di darti del tu, se ti ricordi si diceva che Pordenone veniva nominata solo per le puttane, perché c'era quella celebre prostituta che aveva creato il movimento delle prostitute. Si parla Pordenone, la conoscono solo per quello. Mentre prima con nel secondo dopoguerra con Zanussi era stata solo una crescita continua. Per me quello che è successo dopo, che ha sicuramente le sue motivazioni storiche, ma è anche perché non c'era più Lino Zanussi. Questa è una mia convinzione. Mi rendo conto che dirlo chi ha scritto un libro su Lino Zanussi è un po' come dire, è un po' pleonastico, insomma, però è tautologico. Però tu hai studiato sicuramente hai studiato molto da vicino tutta la storia, eccetera. Puoi dirmi se questo mio entusiasmo, se questa mia passione un po' è motivata? Allora, posso dire che farei una distinzione, se non altro, tra la città e l'azienda. È vero che fino a quel momento la città è cresciuta con l'azienda, quindi c'è stato un lungo periodo in cui la storia delle due entità era assolutamente legata per un filo. In realtà l'azienda continuerà a essere un motore, anche se per la pur minimo sviluppo di Pordenone, anche successivamente, nel senso che alla morte di Lino Zanussi, per esempio, il gruppo contava 13.000 dipendenti, ma alla fine, quando poi terminerà la gestione Mazza e subentrerà l'Electrolux, dopo poco tempo c'erano più di 30.000 dipendenti nel gruppo, quindi c'è stata una crescita proprio addirittura eccessiva, però come tendevi a sottolineare anche tu, diciamo, dalla morte di Lino cambia la storia. Il motivo per cui anche il nostro libro si ferma con l'incidente aereo è proprio perché poi l'azienda continuerà a essere italiana e a vivere, a chiamarsi Zanussi ancora per tanti anni, cioè fino al 1984, però è una storia diversa. È una storia diversa, molto complessa, che ha tutti degli aspetti, secondo me, anche affascinanti, però è un'altra storia. Per quanto riguarda Lino Zanussi e il punto del fatto che morto lui cambiano le cose, è vero, è un po', facendo un parallelismo con il mondo attuale, è un po', diciamo, quello che succede purtroppo per molte aziende oggi, quando diciamo un'azienda dove c'è un imprenditore che l'ha creata, l'ha fatta crescere, viene ceduta a un fondo di investimento. Cioè, nel senso che si rischia sempre di entrare troppo in una logica finanziaria senza avere una visione imprenditoriale dietro. L'imprenditore, quando crea un'azienda, è quello che ha l'idea, è quello che ha l'entusiasmo, è quella che ha la visione per continuarla a farla crescere secondo un certo indirizzo. Nel momento in cui viene meno l'imprenditore, se non c'è stato un percorso di crescita, di risorse interne che possano portare avanti questa visione, c'è il forte rischio che l'azienda inizia a svuotarsi, tra virgolette, di significato, perché magari ancora per molti anni continua a essere profittevole, a creare anche dei bei guadagni, diciamo, per gli azionisti, però è un'azienda destinata nel medio-lungo periodo probabilmente a passare di mano o a chiudere, perché come dicevi tu, manca la vera spinta e la visione.
Da questo punto di vista dico l'ultima cosa, perché anche abbiamo voluto scrivere il libro, perché io continuo a lavorare comunque nel mondo anche imprenditoriale e trovo la figura di Lino Zanussi attualissima, cioè lui, nonostante abbia appunto smesso di lavorare per ovvi motivi nel 1968, aveva un approccio imprenditoriale, un approccio alla strutturazione aziendale che è attualissimo ancora oggi. Lui parlava di futuro e di volontà di futuro, cioè lui aveva un approccio dove diceva che sostanzialmente tu quello che farai domani lo decidi tu e dipende da te, e devi costruire un team di persone, di competenze e di talenti che ti aiutino a fare quello, perché lui diceva: io non sono il padrone dell'azienda, io sono il maggior responsabile. L'azienda, perché funzioni, deve essere responsabilità di tutti quelli che ci lavorano. Dopodiché io sono il maggior responsabile. Diciamo una visione collettiva senza collettivismo. Volevo anche ricordare, mi sono dimenticato, Lino Zanussi muore a 48 anni, quindi praticamente proprio per il momento di massima espansione, quando sei ancora giovane, cominci a accumulare esperienze, quindi pensate, non poteva che crescere ulteriormente, e così non è stato. Tanto quello che tu stavi riepilogando, Carlo, è anche un problema, no? Se ne parlava molto negli anni '80, il capitalismo familiare italiano, per cui finché c'è il, tra virgolette, chiamiamolo il patron, c'è la preoccupazione che l'azienda cresca, che l'azienda sia sana. Cioè io penso che il padrone, come si dice, il paron, come si dice dalle nostre parti, sia un padrone, ma voglia guadagnare, non cerchi il profitto. Guadagnare significa investire, come faceva Zanussi, hai appena detto. Adesso quando consulto gli addetti intervisto gli addetti ai lavori, si parla molto di intelligenza artificiale, la risposta è proprio comune: investire nella ricerca e nell'innovazione, quello che Zanussi faceva negli anni 50 addirittura, per riprendere quello che dicevi tu. Solo che poi appunto quando un'azienda, quando viene meno il fondatore, il responsabile, il principale responsabile, come lui stesso si definiva, poi cominciano a prevalere le logiche del profitto e le cose deteriorano. E stiamo andando verso la fine. Intanto diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori che magari, anche non essendo pordenonesi o friulani o veneti, perché molte persone dalla Marca trevigiana sono arrivate nella provincia e anche da quella veneziana. No, quella veneziana non è la Marca, però. Diamo magari indicazioni comunque come in qualche modo trovare il libro o anche il docufilm, insomma. Questo io nella sinossi nella sinossi dell'intervista sono stato un po' carente. Ho messo solo la casa editrice, se vogliamo dire qualcosa di più. Allora, il libro è in distribuzione in molte librerie del nord e centro Italia, quindi si trova in libreria, poi si trova in svariati negozi online, quindi quello è ampiamente disponibile, insomma, sia online che in libreria. Per quanto riguarda il docufilm, invece, in questo momento non è, diciamo, visibile, se no in proiezione che organizziamo su invito, quindi se qualcuno ci invita per farlo vedere a qualche evento lo mostriamo, perché attualmente, diciamo, stiamo cercando di capire se possa andare a Rai Storia e quindi diventare, insomma, patrimonio pubblico e visibile lì. Beh, speriamo assolutamente. Io ripeto, non so cosa ne pensi, parlo da spettatore, ma ne farei una serie televisiva per scegliete voi la piattaforma, si usa molto quella famosa, ma quello che volete voi. Io ne farei una, perché
trovando, gli autori ci sarebbero già, e siete tu e Pier Giorgio, e costruendo, investendo nella maniera dovuta, si può veramente condividere e appassionare, condividere con molte persone, appassionare molte persone, perché quello che ho cercato anch'io un po' di trasmettere è davvero una figura da unica, di quelle figure di valore, rarissimo valore, quindi meritano di essere narrate. Tanto non è che Friuli, io vengo da là e sono mezzo veneto, mezzo friulano, non è che Friuli sia così pieno di grandi figure, ce ne abbiamo poche. Infatti, Prego. no, poi è chiaro che da parte nostra, diciamo, c'è un po' così il punto di dire, per esempio, anche la RAI ha dedicato proprio uno sceneggiato, non mi ricordo se 3 o 4 puntate, per esempio a Borghi, che è stato il fondatore della Ignis, che è stata una grande azienda di elettrodomestici, ma che non era, diciamo, che era una figura molto minore poi rispetto alla Zanussi o a Lino Zanussi, che è diventato il re indiscusso del mondo dell'elettrodomestico a livello europeo, cioè è diventato un colosso. Quindi lì si sconta sempre un po' ancora, diciamo, il fatto di essere nel profondo nord-est e non essere probabilmente nel nord-ovest. Quindi è proprio, come dicevi anche tu all'inizio, manca ancora probabilmente quel tessuto proprio a livello locale per promuovere anche queste figure e tutte le attività che potresti fare attorno a quelle figure. Però sicuramente, cioè, la sua vita, lui veniva chiamato anche il Kennedy di Pordenone. Sì. E poi nel libro raccontiamo della dolce vita quando andavano a fare le feste a Cortina con i Fustenberg, con Silva Coscina, queste persone. Quindi c'è veramente la sua vita è stata poliedrica, sempre col piede sull'acceleratore, ed sarebbe una storia bellissima da raccontare. Assolutamente. Poi mi immagino anche le ambientazioni partendo dal secondo dopoguerra, quindi spunti infiniti. Allora, intanto fatemi ringraziare ancora Carlo Sam e anche Pier Giorgio Grizzo, che oggi non ha potuto partecipare, e speriamo di risentirci, anzi l'auspicio è di sentirci di nuovo, magari per ulteriori aggiornamenti sul percorso del vostro libro e del vostro docufilm. Ricordo Cavalcando la tigre, il docufilm, Lino Zanussi, la grande biografia, edizione Biblioteca dell'Immagine, collana ritratti, €18, 244 pagine. Grazie ancora a Carlo Same e a risentirci a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio anche da parte di Pier Giorgio. Perfetto, benissimo. Allora noi dobbiamo lasciare lo spazio alle trasmissioni che seguono. Allora, qui Maurizio mi scrive: i nostri 8 europarlamentari sempre in Italia, tanto mi pare che a Bruxelles non abbiamo molto spazio. Rinaldi, che non ospitiamo più in radio, lo aveva capito. Rinaldi a Radio Libertà. Grazie Maurizio, questa è la sua richiesta. E poi ancora, sempre Maurizio: quanti incidenti aerei da Zanussi, Ferruzzi, Mattei? E fermiamoci qui. Sì, dobbiamo fermarci perché sono le 15 precise. Lorenzo il Magnifico, lo ringrazio pubblicamente per il suo magnifico contributo sulla tolla di comando della regia tecnica, e grazie naturalmente a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.